Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più fresche direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché il mercato a Napoli continua a essere infuocato e ora è il momento di chiarire una delle voci più esplosive della settimana. Leao al Napoli. La notizia è caduta come una bomba e ha colto molti di sorpresa. Di fronte all'intensa attività del club sul mercato e all'attesa per l'arrivo di Kevin De Bruyne, il nome del fuoriclasse portoghese Rafael Leao è apparso in alcuni titoli come possibile obiettivo della dirigenza napoletana. Ma c'è del vero in tutto questo? Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, la risposta è chiara, molto improbabile. Durante la sua partecipazione al programma Marte Sport Live, di Radio Marte, Marchetti ha spiegato che il Milan non è disposto a negoziare Rafael Leao in questo momento. Ne è prova il recente rifiuto del club rossonero di offerte che variavano tra i 60 e i 100 milioni di euro, provenienti dal Bayern Monaco. Il Milan ha chiarito che accetterà solo cifre ancora più alte, al fine di proteggere il suo giocatore più prezioso e rafforzare l'idea che Leao non è in vendita. Nel frattempo, il Napoli continua a concentrarsi su altri obiettivi più concreti, soprattutto in difesa e in attacco. Uno dei nomi più vicini è quello di Sam Bokema, difensore del Bologna. E in attacco, il club sta lavorando per trovare un sostituto di Romelu Lukaku, con l'attenzione rivolta a giocatori come Luca e Bonni, entrambi nel profilo desiderato da Antonio Conte, che privilegia la forza fisica, la giovinezza e l'esplosività. Marchetti ha anche rivelato che il Napoli sta osservando un nome per sostituire Di Lorenzo, anche se Mazzocchi gioca già in quella posizione. Tutto ciò dimostra che, sebbene l'arrivo di De Bruyne sia vicino e il mercato non sia ancora ufficialmente aperto, dietro le quinte a Napoli continua a esserci fermento, con mosse strategiche in tutte le aree della rosa. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli, ti piacerebbe vedere Rafael Leao con la maglia azzurra, anche sapendo che il Milan difficilmente lo lascerà andare? E tra Bonni, Luca o Bokema, chi consideri ideale per rafforzare la rosa? Commenta qui sotto la tua opinione sincera, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto, lascia un super grazie qui sul canale per sostenere il nostro lavoro. Alla prossima!